Due ospiti, la dottoressa Ghiotto che è responsabile delle cure primarie, tradotto in soldoni ai colleghi che in rapporti ad esempio con gli MMG, medici di base, medici delle USCA, e oggi vi parlerà dell'attività delle USCA perché è fondamentale che ci... È qui per il tema dei trasporti, perché a noi va bene tutto, ma non che passi l'idea che la regione non era pronta con i piani, era pronta ancora prima che si facessero riunioni in prefettura, quindi se qualcuno poi volesse vi diamo anche il testo che abbiamo mandato alle prefetture con il nostro piano di trasporti già organizzato. Detto questo, passerei, poi c'era il Sole Lanzarin, passerei subito al bollettino, così facciamo in modo anche di risparmiare nei tempi, di risparmiare un po' di tempo. Tamponi molecolari sono 3.413.011, sono 17.243 tamponi, ai quali si aggiungono 7.221 tamponi rapidi, quindi è stata una giornata di festa. Sostanzialmente nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 24.464 tamponi. Considerate che quando sono bassi i tamponi, il numero di tamponi, 24.000 è un numero alto per l'Italia, per noi è basso perché è un terzo di quelli che facciamo, poco più di un terzo di quelli che facciamo, si capisce che è in un periodo di festa, di solito lo vedete la domenica questo, e quindi il bollettino del lunedì, e sostanzialmente sono tutti tamponi di conferma, quindi i positivi infatti sono 3.596 su 24.000, l'incidenza è del 14%, però ripeto non sono più tamponi di screening ma sono soprattutto diagnostici, cioè di conferma di positivi. I positivi dall'inizio del contagio sono 277.331, però anche questo è un numero, è bene ricordarlo, che è un numero puro, nel senso che è un numero assoluto, cioè in base a quanti tamponi hai fatto da febbraio ad oggi trovi i tuoi positivi. I positivi ad oggi presenti in Veneto sono 92.176, anche questi ritrovati grazie all'azione dei tamponi. I ricoverati 3.367. Così suddivisi, 2.009, vi faccio vedere le due tabelle così ci capiamo, 2.978 in area non critica e 3.89 in terapia intensiva, più 15. Ecco, qui un ragionamento, onestamente, adesso lasciate perdere sto più 15, che sono numeri, però avete visto che il numero si sta abbassando, eravamo sopra i 400. E ovvio che una rondine non fa primavera, come si dice, però è pur vero che c'è un trend che lo stiamo vedendo anche nelle curve da 2 o 3 giorni, soprattutto il dottor Rosi che fa tutto il monitoraggio delle terapie intensive e anche l'ingegnere fattore dell'area non critica. Come avete visto, se andassimo a prendere il dato di 3 giorni fa dell'area non critica lo vedremo più alto, e quindi diciamo che lo si vede nei grafici, stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico e sembra sia un'inversione di tendenza. Sottolineate 10 volte sembra, e dopo non viene fuori che qualcuno dice che io l'avevo detto. Però oggi i tecnici, nella riunione di questa mattina, nei 2 monitoraggi, indicano questa inversione di tendenza. Poi il virus, ve lo ripeto sempre, ogni giorno ci dà la sua pena, per cui un cambio repentino di scenario è possibile, però insomma questo è il dato. I dimessi sono 11.441. Dall'inizio. Totale dei morti, purtroppo il dato sempre più brutto di questo bollettino, è 7.157 più 43. Allora, solo relativamente al bollettino, c'è questo dato che sta venendo fuori e noi speriamo diventi una tendenza e non sia solo un dato degli ultimi giorni. L'appello ai cittadini di continuare a rispettare
in maniera ossessiva le regole basilari. Adesso noi avremo 2 giorni di zona gialla e dopodiché il fine settimana vi ricordo che secondo il decreto del governo saranno arancioni. Staremo a capire poi domani che zona verrà attribuita al Veneto e a tutte le altre regioni. Abbiamo un RCT che gira lì, adesso vedremo i calcoli che farà l'Istituto Superiore della Sanità, gira attorno all'1, meno 0,2, più 0,2, cioè adesso non sappiamo ancora con esattezza, di certo non abbiamo RCT alti, cioè si tratterà di capire, siamo su un crinale e capire da che parte si va. Vedrete, ho ragionevoli motivazioni per dire che comunque siamo un RT che gira lì attorno con qualche decimale. Se qualcuno si aspetta un RCT del Veneto 1,10, 1,15, non c'è, non ci sarà. E dall'altro voglio anche dirvi che però verrà presa in considerazione, so che stanno lavorando le regioni, sta lavorando la dottoressa Russo con gli altri colleghi, per l'introduzione anche di un'altra lettura che è l'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti. Questo è un altro parametro che sicuramente non ho certezza matematica che verrà preso in considerazione, però ho la certezza matematica che verrà preso in considerazione quantomeno non da questo bollettino ma dal prossimo. Se dopo l'Istituto Superiore della Sanità deciderà di anticipare, perché dal prossimo? Perché il prossimo bollettino è quello dopo il 15 e quindi verrà sicuramente questo parametro dell'incidenza, è probabile verrà recepito col nuovo DPCM. C'è un limbo da oggi al 15 e c'è un bollettino di mezzo da oggi al 15, che è quello di domani, che potrebbe anticipare questo nuovo parametro dell'incidenza di positivi su 100.000 abitanti o restare nel limbo fino al 15. Ve lo dico perché questo è un dato ufficiale, quindi non so l'ISS cosa farà rispetto a questo parametro. Verosimilmente il nostro RCT è lì intorno, no? Più o meno 0,1, più o meno 0,2, cioè saranno questi più o meno i valori, non vi so dire quali saranno, secondo le nostre proiezioni. Vi ricordo che domenica sera, questo ve lo voglio ricordare, che resti in calce, domenica sera noi abbiamo fatto una riunione, ve l'ho già detto, però voglio ricordarlo, abbiamo fatto una riunione con il governo dalle 9 di sera a mezzanotte e mezza più o meno, c'era il ministro Speranza e il ministro Boccia e tutti noi governatori, alla luce della comunicazione che il governo ci ha fatto annunciandoci la possibilità e il pericolo di una terza grossa ondata, e fra l'altro in ritardo di un paio di settimane rispetto agli altri paesi europei, perché noi sulle curve siamo sempre un paio di settimane in ritardo nell'esordio, diciamo, delle infezioni, e fra l'altro questa riunione purtroppo ha avuto anche conferme con il lockdown procrastinato protratto, scusatemi, della Germania, con addirittura un lockdown fino a febbraio della Gran Bretagna. Ecco, ci è stato detto terza ondata, c'è pericolo, noi come governatori abbiamo detto guardate, questo è un momento diciamo importante, dobbiamo venire fuori velocemente, e abbiamo tutti detto noi ci rimettiamo a quello che decide l'Istituto Superiore della Sanità, perché è l'organo oggi in Italia che nel suo consesso diciamo, valuta e consulta e coinvolge tutte le più grandi menti del mondo scientifico che si interessano di questi temi, pandemie, virus, malattie, eccetera. E quindi vedremo quale sarà la classificazione. Allora, c'è sempre una domanda, poi ho chiuso veramente, poi passo la parola alla dottoressa Ghiotto, c'è sempre una domanda ricorrente, no? Siccome me la fanno spesso, vorrei magari approfittarne della vostra disponibilità. Cioè, ma cos'è cambiato rispetto alla prima fase, no? Se ci pensate, nella prima fase non avevamo i dispositivi, oggi ce li abbiamo. La prima fase non c'erano le mascherine, vi ricordo. Ricordo la tragedia delle case di riposo alle quali siamo riusciti a dare le famose mascherine di Franceschi a un certo punto, di Grafica Veneta. Non avevamo la diagnostica, perché nessuno se lo ricorda più. Non avevamo la diagnostica. Vi ricordo che la prima timida diagnostica comparsa per le case di riposo fu il pungidito, e mi fermo qui.
ma quello c'era, quello passava al mercato internazionale. Nella diagnostica in generale, a marzo, pensate, il 20 marzo, dopo un mese, facevamo 2000 tamponi al giorno, oggi ne facciamo 60.000. Non avevamo i protocolli di cura che abbiamo oggi. Oggi ce li abbiamo. Non avevamo le terapie intensive di oggi. Guardate che forse nessuno se n'è accorto, ma noi avevamo il 21 febbraio 464 terapie intensive. Vuole dire che se avessimo avuto l'ondata di piena di oggi del virus, non saremmo stati in grado di prendere in carico tutti i pazienti. Vi ricordate quando si approvò in via tempestiva il famoso protocollo per le terapie intensive, che qualcuno fece anche polemica dicendo ma come c'è una priorità di presa in carico? E il professor Navalesi disse guardate che sono protocolli internazionali. Oggi diciamo che prendiamo in cura tutti i pazienti. Vi ricordo che non abbiamo solo quasi 400 terapie intensive Covid, ne abbiamo altre 250 non Covid. Noi non avevamo 650 terapie intensive, ne avevamo 200 di meno. Allora, cos'è cambiato? Il virus non è più quello di marzo. Questo è sacrosanto dirlo, che il virus di marzo oggi non c'è. Lo chiamiamo Covid, ma è una mutazione. La mutazione di marzo non c'è. E non è neanche quello dell'estate, che è esordito in estate e morto in estate. Abbiamo 8 mutazioni in questo momento, una è quella inglese, la letteratura ormai dice chiaramente, dagli primi studi fatti nel Kent inglese, che è quella più contagiosa, probabilmente non dà effetti più dannosi, cioè la sintomatologia è sempre la stessa, ma la contagiosità è diversa. E poi abbiamo 2 varianti, ricordate i veneti, solo venete delle 8. Solo venete, nel database nazionale delle sequenziazioni di virus, 2 sono solo nostre. Io non vi so dire se sono 2 passeggiate o se sono 2 terrori, queste 2 varianti. Certo è che ce le abbiamo solo noi. E poi è cambiato lo spirito di noi cittadini, perché è naturale, umano, che dopo un po', sentite, per noi era una costrizione, a febbraio pensate di dover portare una mascherina, oggi è normale vedere una persona con la mascherina. A febbraio avevamo paura di morire, avevamo tutti voglia di venirne fuori velocemente, oggi abbiamo tutti voglia di venirne fuori velocemente, ma il tema è sempre più un tema dell'ospedale e bisogna ancora pancia a terra lavorare tutti assieme per venirne fuori. Ne verremo fuori. Avete visto la vaccinazione? Siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico, ho parlato stamattina con il dottor Arcuri, che ringrazio, oggi noi finiamo tutti i vaccini. Per fortuna è arrivata, penso sia arrivata la fornitura, perché sennò noi da domani non abbiamo vaccini. Cioè, noi abbiamo finito tutti i vaccini. E guardate che questo è merito dell'organizzazione che si è dato al Veneto, del lavoro che ha fatto la dottoressa Russo e tutti coloro che stanno collaborando, insomma la macchina della sanità, chi poi va anche materialmente a fare l'anamnesi, a fare l'iniezione. Sentite quanto hanno sorriso perché dicevo che volevo comprare le siringhe. Avete visto? Avete visto? No? Potrei anche dire che me ne hanno anche chieste in prestito, ma non vi dico chi. Nel senso che, guardate che le siringhe, io lo sapevo che andava a finire così, perché guardate che la tragedia è riuscire a salvare la vita a una persona e non avere un ago per iniettare il salvavita. Cioè, io non sono mai voluto ritrovare in quella situazione, tanto è vero che l'assessore Nazzarini è testimone, l'abbiamo detto al primo giorno, quando ho sentito sta storia dei vaccini, ho detto fate il calcolo di batuffoli di cotone, del disinfettante e delle siringhe. Abbiamo comprato i freezer per i cosi, per i vaccini. Adesso speriamo in Moderna. Moderna ha una doppia somministrazione, bene ricordarlo, non unica, perché qualcuno dice che è un'unica somministrazione, sono 2, c'è richiamo, ma si conserva a temperatura da frigorifero, quello di casa per capirci. Invece Pfizer noi dobbiamo conservarlo a meno 80, riscaldarlo, portarlo a temperatura da frigorifero e poi sappiamo che dopo 4 giorni lo possiamo buttare via, quindi è molto più complicato.
Per cui per questo è stata gestita con la rete ospedaliera. Io penso che se adesso stringiamo i denti le prossime 2 o 3 settimane dovremmo vedere qualche, io spero, risultato incoraggiante di tutto questo lavoro. Guardate, ne ho parlato anche col governo, cioè è ovvio che sul fronte dei ristori bisogna affrontarlo il tema dei ristori. Ci sono aziende che fanno più sacrifici di altre, che sono quelle proprio chiuse, e altre che comunque hanno il riflesso di un mercato che magari viene meno. Per quanto possibile bisogna essere a fianco ai nostri imprenditori. Penso ai bar e ai ristoranti che stanno pagando un duro conto, ma penso alle palestre, penso a tutti quelli che non ho citato. Io non aggiungo altro. Se è sufficiente così, passerei la parola alla dottoressa Ghiotto. Allora, Prego. vogliamo far prima il giro col Presidente. Allora facciamo un giro veloce, dai, poi passo la parola. Grazie. Tosato, Pederiva, tutti. Ma guardi, Presidente, due cose. Una prescinde un attimo da questi discorsi sui quali torneremo. Volevo chiederle un po' una valutazione, una sensazione, un'immagine di quello che è successo negli Stati Uniti, a Washington. Scandaloso. E volevo chiederle se quello che è successo, che credo abbia scioccato un po' tutto il mondo, da questi fatti possiamo trarre una lezione, se c'è una lezione da apprendere. Ma guarda, io dico semplicemente questo, me l'hanno chiesto tanti vostri colleghi anche stamattina. Dico che per noi gli Stati Uniti sono la culla della democrazia. E penso che questo sia un attacco alla democrazia, perché quando tu non accetti un risultato elettorale non c'è altro da aggiungere. Cioè puoi interpellare un tribunale, puoi fare un ricorso, puoi batterti fino in fondo per esporre le tue ragioni, ma questo non c'entra niente quello che è accaduto. 4 morti e decine di feriti, e vedere scene che se fossero state scene italiane, penso che avremmo, non so cosa ci sarebbe qui adesso. Cioè, Stati Uniti. Stati Uniti, cioè, noi siamo vicini agli Stati Uniti, però dico che questo, oltre ad essere, secondo me, un'azione antidemocratica, ha anche un altro pesante risvolto, che è quello comunicativo. Perché cioè, il primo della classe non può permettersi di fare quello che potrebbe fare l'ultimo della classe. Cioè, immaginate l'immagine internazionale del fatto che tutto è possibile, no? Passa questa idea, no? L'occupazione del palazzo in questa maniera. Le abbiamo viste, sapete dove è l'ultima volta queste scene? Adesso magari qualcuno si agiterà. In Libia, ve lo ricordate? Cosa è accaduto? Che hanno occupato il palazzo con la violenza. Non voglio paragonare le due cose, però io l'ultima volta che ho visto un assalto al palazzo fatto in quella maniera è stata lì. Guarda, io sono vicino al popolo americano, assolutamente. Penso che la democrazia deve avere il suo corso. Poi ognuno la pensa come vuole, no? Cioè non è che uno deve essere per Biden o per Trump, potrebbe essere anche rovesciata la situazione, è comunque un fatto di rispetto. E comunque gli Stati Uniti ne escono male, cioè l'immagine internazionale è devastata da quello che è accaduto. E penso che comunque Trump debba fare dichiarazioni che vadano in direzione opposta, perché noi amministratori abbiamo tutti l'obbligo di indicare la via, ma possibilmente quella giusta, non quella per il burrone. Grazie. Prego. Sì, concludo velocemente. Una domanda invece nel merito. La riclassificazione nelle fasce, no, nei colori. Lei ci ha detto appunto sono regole più stringenti per quanto riguarda l'R&T, e poi c'è questa valutazione dell'incidenza, mi pare si valuta un valore superiore ai 50 contagi ogni 100.000 abitanti. Se fosse superiore ai 50 sono tutte le ragioni che sono dentro. Immagino fisseranno un target, non so, 200-300, una roba del genere. Senta, ecco, faccia un po' di outing. In questo senso.
la riclassificazione non dipende da lei, No. non è lei che può dire voglio... Allora, me l'hai già fatta l'ultima volta sta domanda. Ma io insisto perché magari... Io ti faccio la stessa risposta. Non si sa mai. E giallo, arancione, rosso. Quello che decide l'Istituto Superiore della Sanità, Certo, perché è corretto attendere le loro decisioni. certo, ma Non auspico niente. Te l'ho già detto l'altra volta. non mi lascia neanche formulare. la Le stesse, domanda. identiche, con le stesse parole, stesse virgole, stessi punti. Mettiamola così. Dimmi. Quale classificazione lei, posto che rispetteremo ovviamente la valutazione scientifica, quale classificazione lei riterrebbe più utile in questo momento per il Ma guarda, cioè, dichiarare un'idea vorrebbe dire, primo, non rispettare il lavoro dell'Istituto Superiore della Sanità, porre condizionamenti. Pensate, se dicessi giallo piuttosto che arancione o rosso, no? E non sarebbe corretto da parte mia. E poi è pur vero che io non ho basi scientifiche per deciderlo. Guardate che già qualcuno ha dato un pessimo esempio di cosa significhi trattare, no? Nel senso che vorrei ricordare che queste aree sono attribuite da un board di scienziati che fanno un'analisi di dati che voi non... Cioè, dovreste un giorno farvi dare alla dottoressa Russo la mole di dati che loro hanno. Loro hanno i codici fiscali dei positivi, tanto per dirvi. Per cui cosa volete che vi dica? Ci hanno accusato della zona gialla. Vabbè, siamo noi caso nazionale, visto che c'erano altre regioni della zona gialla, nessuno ha avuto niente da ridire. A noi hanno dato zona gialla e vi ripeto, c'è il rischio che magari l'RConT veramente li mette in una situazione dove sei millimetricamente, perché se il dato è uno. Quindi immagino che poi il tema dell'incidenza possa pesare. È confermata per domani la Sì, riclassificazione? penso proprio di sì. Per loro il venerdì il ministro fa le ordinanze. L'importante è che dietro una zona ci siano i ristori. Questo è il vero tema. Però ecco, se volete un'impressione proprio estrema, vedo improbabile che ci sia una zona rossa, per i dati che abbiamo, perché... ma non perché siamo bravi, semplicemente perché i parametri, per arrivare alla zona rossa l'RConT deve superare l'1,25 e noi non ce l'abbiamo oggettivamente così alto. E fermo restando che abbiamo pressione ospedaliera, ma che stiamo gestendo grazie agli uomini e donne della sanità che stanno facendo un lavoro strepitoso. Avrei un'altra cosa da chiedere, ma ci sono i colleghi, non Grazie. voglio togliere tempo. Vai. Però Facciamo chiudo. un giro unico, dai. Lei ha fatto una disamina di quello che avevamo, di quello che non avevamo nella prima ondata, insomma, Certo. fatti oggettivi. Giorni drammatici in cui letteralmente non c'erano le mascherine e noi giornalisti entravamo qui, ci veniva data una mascherina dalla protezione civile per non lasciarci a volto scoperto E senza tampone? e senza tamponi. E ha fatto una disamina di quello che non avevamo nella prima ondata e di quello che abbiamo acquisito nel corso del tempo. C'è una cosa che lei ha fatto e che non rifarebbe? Oppure c'è qualcosa che non ha fatto e con il senno del poi, come tutti quanti invece, un'azione, un provvedimento No, guarda, che... io ti dico questo, mi sono dimenticato prima di dire che rispetto a febbraio noi oggi abbiamo 1200 medici in più, oltretutto. Ma sai, approfitto di questa domanda per uscire anche da una narrazione che è sbagliata, che rischia di diventare anche un adagio popolare. Cioè, mi spiego, non è che io decido di fare le robe, c'è uno staff tecnico, c'è il direttore delle scuole primarie, fa le proposte in base a delle valutazioni scientifiche, professionali, di esperienza, così il direttore della prevenzione, così il direttore generale della sanità. Cioè non è che Zaia e Lanzarin decidono se fare l'iniezione su un braccio o su un piede o su un gluteo. Cioè ragazzi, noi siamo solo, come si può dire, organizziamo i fattori della produzione in maniera tale che se mi si dice, è quello che è accaduto a marzo, no? Non c'era un ordine a febbraio, nessuno ci aveva detto andate a procurare respiratori, nessuno. Ma quando abbiamo capito, guardate, noi l'abbiamo scoperto assieme, che questi pazienti potevano aver bisogno di un tubo,
Noi siamo andati a comprarci un camion di respiratori in maniera roccambolesca ma regolare, no, roccambolesca perché sapete che c'era il blocco dei transiti in Svizzera. Questa è l'azione che puoi imputare all'amministrazione. Quando si è detto che servono le mascherine, noi abbiamo dato disposizione di comprarne 24 milioni. Potevamo dire compratene 2-3, fate un po'. Le siringhe abbiamo detto compratene tante, ma non è che noi facciamo la sanità pubblica la fanno i tecnici. Quindi le scelte di sanità, quando io leggo certi commenti che sono, secondo me, alcuni veramente disinformati totalmente, non siamo noi che decidiamo, se leggo robe di dire ma Zaia tieni di più i pazienti in subintensiva perché così non vanno in intensiva e allora si modificano i parametri. Cioè, ma è da criminale una roba del genere? Da criminale, tanto io non posso farlo, ma sarebbe criminale anche se qualcuno lo fa? Cioè, questi sono i veri dati. Per cui è fondamentale che ognuno abbia allocate le proprie responsabilità. Il piano di sanità pubblica non lo fa la politica. A noi lo portano scritto e diciamo bene, questo prevede queste spese, milioni di euro che abbiamo speso, oltre 200 milioni di euro, prevede questi acquisti, prevede queste scelte, prevede queste strutture. Cioè, scusatemi, se ne approfitto, ma è ora di finirla con questa pagliacciata di far credere ai cittadini che decidano noi se fare la puntura o no. Dai. E potrei passare a Pederiva, Filippo? Che ha fatto il giornale per una settimana. Grazie. Non esageriamo. Buongiorno Presidente, non so se Buongiorno. posso chiedere a lei o all'assessore il punto sulle forniture appunto della nuova scorta di vaccini, nel senso che volevamo fare un po' di chiarezza. Sono circa 40.900, no, sono 40.950 il lotto arrivato in arrivo stamattina. E che quindi sarà somministrato già a partire da oggi? Da domani mattina, perché oggi abbiamo già tutto programmato. Ok, perché leggevo, mi pare, nelle cronache di Venezia che erano in attesa, avevano esaurito le scorte, era questo, nel senso sì, che sono sì, state è somministrate questo. tutte. Ci sono differenze tra le realtà provinciali nella velocità di Sì, le esecuzione? vedete anche voi, ma sono dettate da organizzazione, da scelte, però insomma l'importante è che, come si vede, siccome il vaccino non conosce confini, l'importante è che man mano ce li abbiamo, si inietti. Ok. Sì. Poi Poi comunque ecco, ci mandate noi non il facciamo magazzino, vi devo dire che ho proposto ieri in riunione, questo lo posso dire, ho proposto che si valuti un benchmark tra regioni di efficienza, no? E soprattutto si faccia in modo di stabilire, non so, che uno può avere in magazzino, che so, una settimana di fabbisogno, 10 giorni, 15, si stabilisca, ma finché non ha esaurito, quando supera quel magazzino, diciamo, di diritto che gli riconosci, che può essere anche un fatto tecnico, il resto tu non puoi continuare a fornire vaccini a chi continua a fare magazzino e non gli inietta, perché sennò togli una possibilità a chi ha bisogno di iniettare, ma nell'ottica della solidarietà, della mutualità tra regioni, in senso positivo, perché diventa anche un fatto di obiettivo questo, a parte il fatto che adesso con Moderna spero che arrivino molti più vaccini e quindi adesso se passa anche AstraZeneca e reitera, quindi dovremo andare ancora più veloci con le quantità. Certo è che se passa AstraZeneca vaccino ne avremo veramente tanto. Prego? No, al tavolo con i governatori e i ministri ieri mattina. Poi noi facciamo videoconferenze tutto il giorno. Comunque immagino che poi ci manderete il prospetto della Sì, classificazione. sì. Perfetto. Alle 18:30 come sempre. Però ad oggi siamo primi a livello nazionale, quindi sono stati veramente bravi i nostri. A proposito allora di solidarietà e mutualità, diceva prima che non ci dice chi le ha chiesto in prestito No, ma le non le siringhe. abbiamo date. Ecco, questo volevo capire. No. Al di là che non ci dica chi non le dà, non si fida? No, nel senso che poi hanno combinato. Ah, ok. Ma ha qualcosa a che fare col fatto che invece la partita inviata dal commissario Arcuri era sbagliata? No, guarda, io non ho ben capito, hanno il problema qualcuno mi dice il problema del lago, qualcun altro mi dice che il problema della dose, perché so che ho letto queste robe, me l'hanno detto. Comunque noi abbiamo quelle buone che funzionano. Nel senso che sono acquistate dalla regione e Un non sono del milione, commissario. 1 milione. E ci hanno anticipato, prima arrivassero i vaccini, 20.000 siringhe. Tutti ridevano, adesso ridete. Ok. No, le utilizziamo comunque, cioè non è che... quindi a Corte dei Conti di certo non verrà a dirci che c'è, comunque erano già previste le siringhe, le utilizziamo. Fate solo un dato,
noi facciamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Fate voi, non dico 80 milioni di iniezioni, ma fate neanche un ottavo, è già 1 milione. Scusa, sono già 8 milioni. Terzo, Anzi no, 1/10 sono 8 milioni. terzo flash e chiudo. Oggi il rientro in classe per gli alunni delle elementari e medie, mentre alcuni ragazzi delle superiori appartenenti a alcune organizzazioni studentesche protestano nelle piazze contro la disposizione regionale che ha chiuso i plessi fino almeno al 31 gennaio. Volevo chiederle un commento a queste proteste e poi una valutazione sulla riapertura. Ieri filtrava la notizia secondo cui non è detto che poi dal 1 febbraio si riaprano le secondarie di secondo grado, se la situazione epidemiologica non lo permette. Ma guardate, vedo intanto che questa situazione la condividiamo con altre regioni, Friuli Venezia Giulia, le Marche, ho visto il Piemonte che ha protratto l'apertura, insomma, però ognuno fa in base. Allora, io capisco fino in fondo questi ragazzi, chiudere la scuola è una sconfitta, però non deve passare che questa la si fa per velleità, per puntiglio politico. Cioè, guardate, noi abbiamo una relazione del Dipartimento Prevenzione, abbiamo tra i più autorevoli scienziati a livello nazionale che sono intervenuti su questo tema. Ho citato il professor Palù, ma posso citare il professor Burioni, posso citare il professor Ricciardi. Io ho provato anche a rovesciare lo scenario. Se non avessi chiuso le scuole, oggi avremmo la polemica per l'apertura delle scuole, perché questa è la verità. Tanto è vero che sono intervenuti i sindacati delle scuole e lo SNALS a dire che non è prudente aprire, tanto è vero che abbiamo veramente meditato questa scelta. Per questo è qui la vicepresidente De Berti a dire che non c'entra niente con i trasporti, cioè accetto tutto, ma non che si dica che dipende dai trasporti, figuratevi. Assolutamente no. Cioè, questo è un tema di sanità pubblica. Posto? Allora, l'ordine mio prevede un Malavasi, Marchiori e Giacomuzzo, poi passiamo alla dottoressa Ghiotto. Allora, sì, 3 domande veloci. Prego. Si è parlato prima di Moderna, del vaccino Moderna. Per quel che se ne capisce, che si sente dire, si parla di 1.300.000 dosi per l'Italia. Per quanto riguarda le competenze della regione, ovviamente la domanda, sono poche, nel senso che benché vada al Veneto arriveranno 60, 70, 80.000 dosi, l'1,5% della popolazione verrà vaccinato con Moderna. C'è margine da parte anche del Presidente della Regione per far sì che di 130 milioni che arrivano in Europa non arrivi solo 1,3 milioni in Italia, ma di più? No, noi non possiamo acquistarli, ci siamo già. No, di far pressione politica. Noi ci siamo già interessati fin dall'inizio per capire se potevamo provvedere a acquisti diretti, non possiamo. Quindi tutto viene gestito a livello nazionale sul tema vaccini. Quindi c'è da aspettarsi altre e più abbondanti forniture. Ma guarda, c'è da aspettarsi sicuramente Moderna, ma anche AstraZeneca, che mi sembra che ormai sia addirittura d'arrivo. Cioè, in Gran Bretagna stanno vaccinando con AstraZeneca. Cioè, se l'EMA dà l'ok per AstraZeneca e vedete l'efficienza di AIFA, che dopo poche ore comunque dà l'ok a seguito di EMA, ieri ha dato l'ok Moderna a EMA, oggi abbiamo AIFA convocata, mi sembra, per Moderna, per cui questo è il tema. Seconda domanda, sempre relativamente ai vaccini. Mi pare che adesso con 200-300 mila persone che in Italia sono già state vaccinate, vabbè, adesso saranno immunizzate tra qualche settimana pienamente, però insomma comincia a presentarsi in maniera concreta anche la questione della, diciamo così, tra virgolette, della patente da immunità, nel senso che 200.000 medici potrebbero anche dire fra 3 settimane potrebbero togliersi la mascherina mentre lavorano, non avere più bardature pesanti o prendere un aereo e andare in giro per il mondo senza tanti problemi. Mi pare che in giro per il mondo, a Los Angeles se non sbaglio, dopo la vaccinazione viene già emesso un codice elettronico individuale di immunità, che in qualche modo è la patente di immunità. C'è possibilità che la Regione, e magari la Regione facendo pressione sul governo, sullo Stato, arrivi a individuare uno strumento del genere anche per noi? Ma guardate, io sono stato il primo, penso a livello nazionale, sicuramente a parlare del passaporto sanitario. E anche lì, come al solito, quando dico delle robe, apriti cielo, no?
Io non ho detto che bisogna obbligare il passaporto sanitario, ho fatto una considerazione che il vaccino diventerà una discriminante. Mettetevi nei panni delle aziende che non vogliono rischiare. Le prime aziende che si sono poi palesate, quali sono state? Le compagnie aeree. Quindi noi diciamo, per l'organizzazione che abbiamo e per essere i primi a aver avuto in Italia l'anagrafe vaccinale, siamo in grado in tempo reale di predisporre la certificazione, con nome e cognome, senza far tanti casini di carte. Perché ogni cittadino veneto ha la sua cartella vaccinale, digitalizzata e informatizzata. Noi siamo pronti Prontissimi. e ci piacerebbe farlo. No, nel senso che qualora ci verrà richiesto, siamo in grado di farlo. Ma a parte il fatto che se un cittadino ci chiede di avere la certificazione, gliela facciamo, a prescindere. È un suo diritto. La terza questione è relativamente invece ai tamponi fai da te, salivari o nasali, insomma. È passato molto tempo da quando il dottor Rigoli è venuto qua a mostrarne il fatto che esistano, insomma. Anche ben più delle previsioni di Sì, quanto sì. ne sarebbe servito per arrivare a compimento della procedura. È morta la questione? No, non è morta. Noi siamo stati precursori a livello internazionale. Ricordo che noi l'abbiamo presentato anche prima degli americani. Dopodiché siamo in Italia, c'è una montagna, un quintale di scartoffie per poter partire con la sperimentazione. Però vedo che ormai un po' tutte le aziende che fanno antigenici, che quindi fanno il tampone rapido, hanno ridotto il tampone che non è più un tampone nasofaringeo, ma è un tampone da fossa nasale, cioè che te lo puoi fare anche da solo, e quindi sostanzialmente il mondo sta già stornando. Guardate che ormai il fai da te lo si compra in farmacia in Belgio piuttosto che in altri paesi. Ma dove ferma da noi la pratica? Noi abbiamo fatto prima i passaggi con i comitati etici perché per fare queste sperimentazioni, dopodiché bisogna trasmettere tutti i dati che ormai abbiamo al Ministero nella sezione autosomministrazione, perché deve essere validato in maniera tale che ci sia la certificazione che uno non si fa male da solo, questo è il senso. Però il tampone fai da te secondo me eviterebbe un sacco di problemi. E lì il Ministero è ferma. No, noi dobbiamo ancora mandare le carte, perché poi è stata fatta una sperimentazione policentrica, quindi non solo con il Veneto, anche con altre realtà regionali, per cui questa è la direzione. Però penso che ormai insomma sia quasi anche superato, perché vedo che sul mercato c'è di tutto, ho l'impressione che siano arrivati molto prima di noi. Però se vado in farmacia non lo trovo. Ancora no, in farmacia trovate il tampone nasale, che ormai si compra, nel senso che per gli operatori, infatti in Emilia Romagna ad esempio fanno il tampone nasale in autosomministrazione vigilata, cioè tu vai in farmacia, ti metti lo stecco nel naso da solo, davanti c'è una persona che vigila che tu faccia bene, fai la reazione da solo e dopodiché diventa un fai da te vigilato, per capirci. Siamo in Italia. Marchiori e Giacomo. Cioè, no, attenzione, non sto criticando questa modalità, stiamo verificando anche noi se poterla attuare, però vogliamo essere sicuri da un punto di vista normativo. Marchiori e Giacomuzzo. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Sì, una domanda che riguarda i vaccini. Il lotto che è arrivato questa mattina di 40... Che sembra sia arrivato. Sì, che sembra... Ok. In quanto dovrebbe esaurirsi a livello di tempistiche? Considera che noi ne facciamo mediamente 6.000 al giorno, Sì. quindi se sono 40.000 una settimana, 6 per 6 36, quindi Ok. 6-7 giorni, che è E- esattamente la fornitura settimanale. Possiamo anche accelerare di più, solo che in questa fase questo è il target che ci siamo dati. Ok, e riguarda sempre ovviamente ancora il personale sanitario e quelli... Sì. Noi consideriamo che il 25 gennaio di averli vaccinati tutti, case di riposo e personale sanitario, Ok, e operatori sanitari. sempre che arrivino i vaccini ovviamente nella... Beh, insomma, dai, abbiamo speranza che arrivino, fino Ok. adesso sono arrivati. Mettiamo che continuino ad arrivare le forniture con regolarità. Quando dovrebbe iniziare la seconda fase? Guarda, penso da febbraio, dai primi di febbraio. Considerate che noi siamo già alla seconda iniezione a metà gennaio. E dopo 21 giorni abbiamo iniziato, i primi sono del 27 gennaio, giusto? Dicembre, metteteci 21 giorni sopra. E vedete, cioè metà gennaio abbiamo già i primi della seconda. E dopo gli altri sono del 30, mi sembra, o 31.
del 30, quindi dal 30 al 20 gennaio facciamo la seconda dose, 20-21 gennaio. Va bene, una sola domanda. Allora, è una domanda molto tecnica riguardo al vaccino, per cui non so se si potrà rispondere ora. La differenza tra Pfizer e Moderna, dal Non momento lo so che dire, non si sa. no, non lo so. Se lo sa la dottoressa Ghiotto dopo ce lo dice. Va bene, grazie. Ci vorrebbe il professor Palù qui. Sì, Magari lo infatti. inviterò un giorno se Sì, ci onora la presenza a fare un punto nave sui vaccini, visto che abbiamo sta fortuna di averlo in Veneto. Sì, no, ma dico magari anche sui nuovi vaccini. Sì, sui nuovi mi interessava. Aveva parlato dei vaccini Sì. di tutti, però magari ci dice anche delle novità. Grazie. Prego. Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Una curiosità, le scrivono in tantissimi. I ragazzi cosa le chiedono? Sono contenti di quei ragazzini delle medie di essere ritornati a scuola? C'è preoccupazione? No, guarda, Condividono questa sensazione? Cosa risponde loro? No, guarda, io vedo quello che scrivono sui social. Allora, ci sono dei ragazzi che chiedono di andare a scuola. Ce ne sono anche altri che ci scrivevano di non aprire, però a prescindere da questo sono legittime tutte e due le istanze. Io se avessi avuto oggi, cioè 16 anni, fossi stato uno studente, anch'io magari avrei, ma non so, dopo dipende dalla situazione, magari uno, giustamente ci sono dei ragazzi che la scuola è l'unico elemento di socialità, mi rendo conto anche di questo, cioè i ragazzi stanno, diciamo, sono 10 mesi che non vivono più, pensate agli adolescenti, quindi io capisco tutte le loro rivendicazioni, però adesso c'è questo tema sanitario che dobbiamo risolvere. Bonet e Prigioni e poi passiamo alla dottoressa Ghiotto. Va bene, mi allungherò io. Ce la fai? Sì, cioè, sono alto abbastanza. Allora, Presidente, una domanda sul tema del personale. Ci può fare un po' chiarezza su questa questione dei 12.000 infermieri, 3.000 medici che Arcuri, la Protezione Civile ha fatto i bandi? Anche perché oggi leggevo che ci sono di mezzo anche le agenzie interinali, per cui se possiamo fare un po' di Sì. chiarezza, grazie, anche su quando È arriveranno. oggetto della riunione di ieri, ma ne parla l'assessore. Vi spiace se faccio l'ultima domanda e poi lasciamo la parola? Così vado su in videoconferenza, prego. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Prego. Volevo sapere se avete avuto una risposta a quella lettera di richiesta di proroga delle norme anti-inquinamento che scattano l'11 gennaio, che vieterebbero il transito dei veicoli vetusti nei centri storici. Si è deciso, buongiorno, si è deciso assieme a altre regioni, abbiamo fatto un incontro con l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Lombardia, i 4 governatori con i 4 assessori, si è deciso di provvedere a delle ordinanze che abbiano ovviamente come base il tema della sanità pubblica, ma vista in epoca Covid e quindi con le difficoltà di attuare da questo momento. Stiamo portando avanti questo. Ovviamente in maniera rispettosa, cercando di trovare una soluzione, però insomma questo è l'intendimento. Grazie. Lascio la parola all'assessore Lanzarin, vi saluto e poi subito a seguire l'assessore vi risponde sul personale, poi la dottoressa Ghiotto che ringrazio per la disponibilità e poi ci sarà la vicepresidente, grazie. Prego, assessore. Sì, allora come diceva il Presidente, ieri abbiamo fatto questa lunga videoconferenza con le regioni Arcuri, Speranza e Boccia in cui si è parlato dell'unico tema erano i vaccini, no? È stato fatto il punto sul personale. Allora, il bando della Protezione Civile ha ad oggi avuto una risposta per 24.000 unità, quindi superiori a quelle che erano previste. 19.000 sono già state vagliate le varie proposte, quindi 19.000 ci sono. Cos'è oggi l'incongruenza che è emersa e che ha detto il commissario Arcuri? Che su queste 19.000, 14.000 sono medici, 4.000 solo infermieri, invece era all'inverso, perché rispetto ai 12.000 previsti inizialmente c'erano 9.000 infermieri e 3.000 medici, invece la risposta è stata questa. Chi sono questi? Almeno così abbiamo chiesto, perché abbiamo detto che sia chiaro che non siano personale che viene sottratto ad altre funzioni. Ci è stato garantito di no, perché sono sempre quei medici famosi che sono all'imbuto formativo, insomma quelli che stanno aspettando la specializzazione.
C'è una riunione oggi tecnica a cui partecipiamo, quindi partecipa il nostro referente per quanto riguarda l'area tecnica per le assegnazioni. Saranno delle assegnazioni provvisorie e limitate adesso nel primo mese e poi invece andranno a quantitativi maggiori verso marzo, aprile, scusatemi, e maggio, quindi probabilmente ci sarà più personale disponibile rispetto a quei mesi. Però vediamo oggi l'incontro tecnico per capire poi in maniera molto definitiva insomma quanto sarà il personale e in che misura e nei mesi come verrà insomma poi confermato. Sì, Assessore, scusi, solo per capire, chi recluta queste, cioè c'entrano qualcosa le agenzie interinali? Sì, ci sono, ma è tutto un bando nazionale, è un bando che ha fatto il commissario Arcuri che si è rivolto a delle agenzie interinali. Ok, quindi queste persone poi non vengono assunte dalla regione, No. non sono in carico i servizi regionali e poi Ci resteranno in vengono carico i assegnate. servizi regionali Ci o vengono no? assegnate. Sì, ma poi finita l'emergenza questi medici Oggi sono legate all'emergenza. quindi finiscono i contratti, tornano tutti a casa. Oggi sono legate all'emergenza grazie. e sono gestite completamente da parte centrale del commissario Arcuri. Bene, andrei sulla dottoressa Ghiotto che sta pazientemente attendendo il suo turno. Facciamo così, distribuisco un attimo le copie così benissimo. la seguono con più attenzione. Benissimo. Allora, intanto ringrazio di questa opportunità sia il Presidente che l'Assessore, perché giustamente si parla tantissimo di ospedale, però l'attività del territorio è fondamentale, perché l'ospedale funziona bene se ovviamente abbiamo un territorio organizzato e che risponde adeguatamente. Vi parlo delle USCA sì, però le inserisco, mi permetto di dare due dati per quanto riguarda l'assistenza appunto territoriale, in particolare le cure domiciliari, perché lo ricordo, spesso lo si dimentica, che la nostra regione ha una rete di cure domiciliari molto importante. Considerate che abbiamo 97 equip infermieristiche che lavorano nel nostro territorio, sono 865 gli infermieri dedicati esclusivamente alle cure domiciliari, quindi capite sono delle entità molto importanti e questo discende un po' dalla programmazione che questa regione si è data, perché è fondamentale, l'abbiamo scritto anche nel nostro piano sociosanitario e lo ribadiamo sempre, che mantenere le persone nel proprio ambiente di vita è un obiettivo qualificante, molto rilevante. Quindi vi do un altro dato proprio anche come paragone, diciamo confronto con quanto succede a livello nazionale. Noi prima dell'emergenza, diciamo così, coprivamo il 7,7% degli ultra 65enni con una presa in carico domiciliare, quindi non con accessi spot, ma ovviamente quando parlo di presa in carico in cure domiciliari vuol dire che c'è una continuità nell'assistenza, mentre il dato nazionale si attesta sull'1,88%, quindi vedete effettivamente il nostro modello di cure domiciliari è un modello forte e va riconosciuto, vanno ringraziati tutti quegli infermieri che ovviamente si adoperano perché questo sia tale. Detto questo, le USCA che nascono dal decreto legge del 14 del 9 marzo e che nascono come unità speciali di continuità assistenziale avevano quale scopo? Quello di andare a garantire assistenza a pazienti Covid che non necessitano appunto di ricovero ospedaliero. Quindi in qualche modo nel nostro modello vanno a rafforzare quella rete appunto di cure domiciliari di cui vi parlavo prima. Allora, è importante qualificare bene quale attività e quali sono le peculiarità che questa regione ha riconosciuto nel modello dell'unità delle USCA. Sostanzialmente le riconduco a tre elementi. Il primo è quello di aver identificato come domicilio, quindi ambiente di vita, diciamo così, non solo la casa,
ma anche le strutture residenziali. Quindi le nostre USCA vanno sia al domicilio quando la persona sta a casa propria, sia ovviamente nelle strutture residenziali. Questo è un aspetto qualificante che differenzia il nostro modello ovviamente da quanto è previsto dalla normativa nazionale. Il secondo aspetto qualificante è l'integrazione con i medici di medicina generale. È fondamentale che le USCA si integrino con l'attività del medico di medicina generale, ma dico di più, abbiamo chiesto alle aziende ovviamente nel momento in cui costituiscono un'USCA che ad ogni medico di medicina generale sia collegata un'USCA. Questo è fondamentale. Il terzo aspetto è che le USCA lavorano anche con gli infermieri delle cure domiciliari. Quindi sono 3 elementi che distinguono un po' il nostro modello. Allora, qui avete anche dei dati, ovviamente, che sono stati dati. Partiamo da quante unità speciali di continuità assistenziale abbiamo attivato. Ne abbiamo attivate 60. Abbiamo incaricati attualmente 517 medici. Sono numeri molto rilevanti, ovviamente siamo legati alla disponibilità di medici, in primis dalla proprio numerosità dei medici, ma ovviamente anche dalla loro disponibilità a partecipare, quindi a lavorare presso le USCA. E un dato fondamentale è ricondurre l'attività del medico nelle 12 ore. Le USCA sono attive dalle 8 alle 20 di ogni giorno nei 7 giorni della settimana. Questo vuol dire che se riconduciamo la presenza medica a queste 12 ore è come se noi avessimo sempre, ogni giorno, 180 medici lì presenti, sempre in attività. Guardate che è una potenza di fuoco questa sul territorio, cioè è effettivamente un grossissimo supporto. Poi vi dico qual è la tipologia di medico che abbiamo e poi passiamo alle attività, perché giustamente cerchiamo di capire che cosa fanno poi queste unità speciali. Chi sono questi medici USCA? Sono sostanzialmente laureati, abilitati e iscritti all'ordine, possono essere medici di continuità assistenziale sia titolari di incarico sia sostituti, e possono essere anche i nostri studenti del corso di formazione specifica in medicina generale, quello che abilita appunto alla professione del medico di medicina generale. Avete nella slide, la trovate, la ripartizione di queste figure, diciamo così, di queste afferenze. Prevalentemente quindi abbiamo medici laureati, abilitati e appunto iscritti all'ordine. Premetto subito una sorta di criticità che ci troveremo ad affrontare, e che sicuramente è una buonissima notizia il fatto che i nostri medici entrino in specialità a breve termine, però dall'altra in qualche modo noi abbiamo la preoccupazione di perderli nelle attività delle USCA. Devo dirlo questo perché sostanzialmente è vero anche che l'attività USCA è stata riconosciuta come compatibile con l'attività, con la specializzazione, la frequenza della specializzazione, però capite che se un medico ha vinto la specializzazione, insomma viene assegnata la specializzazione in un'altra regione, diventa per forza di cose incompatibile l'attività, la frequenza con l'attività USCA. Adesso non ho il dato ancora preciso di quante perdite di medici noi avremo, però io avevo fatto un calcolo ipotetico del 30%, alcune aziende mi stanno segnalando addirittura del 50-60%. Questa metto le mani avanti perché effettivamente sarà una criticità alla quale dovremo fare sicuramente fronte, dovremo trovare in qualche modo una soluzione, e non è soltanto una questione, vi dico, matematica numerica. Perché? Perché qui stiamo parlando di giovani
che si sono formati, cioè le USCA sono attive più o meno diciamo da luglio, sono andate in crescendo, insomma giugno, luglio soprattutto, si sono in questi mesi formati questi medici e stanno dando effettivamente una grossissima come dire, supporto a tutta l'attività. Guardiamo soprattutto l'attività e poi magari diciamo anche sulle dotazioni eccetera. Scusi, una precisazione solo. A partire da quando si rischia questa perdita di medici? Fine gennaio iniziano gli inserimenti in specialità, sì, quindi le frequenze. E appunto abbiamo già cognizione che alcuni andranno. Allora, guardiamo ai pazienti, perché è opportuno dare qualche numero sui nostri pazienti che vengono gestiti. Allora, giornalmente, se guardiamo al mese di dicembre, abbiamo un dato mediano, preso quello perché appunto è centrale, di circa 9.300 pazienti seguiti ogni giorno. Che cosa vuol dire seguiti ogni giorno? Dobbiamo anche qui stare un attimo attenti. Le USCA lavorano facendo accessi a domicilio, quindi supportando l'attività del medico di medicina generale per i pazienti Covid a domicilio, lavorano andando a fare tamponi a domicilio, lavorano seguendo pazienti, quindi sempre supportando l'attività del medico di medicina generale presso le case di riposo e anche presso le strutture di ricovero intermedie, quindi gli ospedali di comunità. Lavorano e appunto in particolare, dicevo, la maggior parte dell'attività viene svolta, cioè una buona parte di attività può essere anche svolta a supporto delle scuole, dell'attività di tamponi anche presso le scuole e presso i punti tampone, punti Covid appunto. Qui avete la ripartizione quindi il dato mediano dei 9.300 pazienti che vengono seguiti comprende tutte queste categorie di cui vi ho parlato. È importante poi focalizzarsi su una fetta di questi pazienti, che sono questi 2.200 che vi ho segnato qui, perché sono quelli che sono presi in carico in modo continuativo. Quindi qui è garantita, non stiamo parlando di accessi spot, non stiamo parlando soltanto dell'effettuazione magari del tampone, ma stiamo parlando effettivamente di pazienti che vengono gestiti a domicilio. Chiamiamole ospedalizzazioni evitate in qualche modo, no? È un dato importante. Avete nella tabella anche il numero giornaliero di accessi, sono circa 771, qui ovviamente anche qui i dati, avendo un periodo lungo di riferimento, ho preso come riferimento appunto un dato mediano, e di cui appunto vedete anche la ripartizione in accessi domiciliari 582 e in accessi in case di riposo di 36. Quindi questi sono accessi giornalieri e sono numeri significativi. Un'altra attività importante, la citavo prima, è quella dell'esecuzione dei tamponi. Allora guardate, fatto 100 il numero di tamponi che vengono eseguiti nella nostra regione, noi abbiamo effettivamente un contributo di attività data dalle USCA che copre il 21% di tutta questa attività. Anche qui è un dato rilevante sia ovviamente per quanto riguarda i tamponi molecolari, sia per quanto riguarda i tamponi antigenici rapidi, con una mediana anche qui di circa 9.700 tamponi eseguiti quotidianamente. Quindi io credo che sia opportuno appunto non solo ringraziare l'attività di queste unità speciali di continuità assistenziale, ma proprio anche darne risalto, perché è fondamentale il fatto che ci aiutino a supportare il sistema ospedaliero, ovviamente. Ecco, quindi è importante parlare di territorio proprio in questi termini. Nella finanziaria ultima sono state prorogate fino al 31/12/2021, ma perché avevano una scadenza. Quindi nell'ultima finanziaria c'è la proroga fino al 31/12/2021, quindi per tutto l'anno 2021. Bene, domande per la dottoressa Ghiotto.
Federiva, Malavasi e poi passiamo all'assessore De Berti e chiudiamo con i trasporti. Grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Volevo solo chiederle, a livello territoriale ci sono differenze nello svolgimento appunto delle attività? Sto dando un'occhiata alla mappa e vedo che per esempio, non lo so, la provincia di Belluno ha forse meno USCA di altre province evidentemente più popolose, però vorrei capire se poi ci sono delle situazioni territoriali che appunto soffrono magari di una carenza, perché magari non tutti questi giovani medici sono collocati in quell'area. Grazie. Sì, allora sicuramente ci sono delle aree che sono più difficilmente, anzi direi meno appetibili, ma proprio da un punto di vista della distanza o della collocazione, e quindi sicuramente la zona appunto montana risente di una minore manifestazione di interesse da parte di medici e quindi di un minor reclutamento anche, o possibilità di reclutamento e di coinvolgimento di medici in quell'area. Diverso invece è il discorso dei modelli organizzativi di USCA, o meglio funzionali di USCA, nel senso che abbiamo appunto delle aziende che hanno organizzato queste unità, o alcune di queste unità, come supporto diretto all'attività appunto dei tamponi, per esempio, e quindi prevalentemente lavorano a supporto delle scuole, eccetera. Abbiamo invece altre aziende o distretti, meglio, che hanno organizzato le proprie USCA a supporto prevalentemente delle strutture e delle case di riposo. Quindi anche qui dipende molto, ma è anche corretto che sia così, cioè dipende molto dalla funzionalità rispetto ai bisogni che vengono manifestati e che in quel momento appunto dobbiamo, in qualche modo, a cui dobbiamo rispondere. Malavasi. Due domande. È pensabile o anche previsto che i medici USCA a partire da febbraio, quando inizierà la vaccinazione degli ultraottantenni, visto che bisogna farlo a chiamata e non ci sarà grande mobilità, immagino, di persone anziane, possono farlo loro, quindi che abbiano un ruolo rilevante, così come hanno per i tamponi, percentualmente? Beh, sulle vaccinazioni stiamo iniziando a ragionare, sì, anche su un coinvolgimento di altre figure, come anche i medici di medicina generale, piuttosto, visto che appunto i medici di medicina generale va riconosciuto, sono stati una potenza nella campagna vaccinale, per esempio anti-influenzale, quindi sono organizzati, hanno dato un ottimo contributo, quindi diciamo che stiamo ancora valutando, ecco, il coinvolgimento di varie figure. Certamente sarà necessario coinvolgere la maggior parte, insomma, delle disponibilità che avremo. E un dettaglio informativo: qual è la remunerazione di ciascun medico USCA? Sì, allora è stabilita dal decreto legge 14 e sostanzialmente equivale a 40 euro orarie. Lorde. Sì. E con questo darei la parola, ringrazierei la dottoressa Ghiotto e darei la parola all'assessore De Berti per i chiarimenti sul piano trasporti di novembre e dicembre, giusto Assessore? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. No, era solo per chiarire un po' la situazione, perché come ha già anticipato il Presidente prima, si sente un po' di tutto e di più, tutto il contrario di tutto, direi, sulla situazione dei trasporti anche in questa fase, ma partendo anche da quello che è successo a settembre. La conferenza stampa di stamattina si è resa necessaria per il comunicato stampa che la CGIL ha fatto ieri, che io trovo sinceramente vergognoso. Cioè non mi sarei aspettata un comunicato stampa di questo tipo da un partito di minoranza, e ancora non l'avrei digerito, però l'avrei compreso. Dalla CGIL assolutamente no, anche perché la CGIL è stata buona testimone in tutte le riunioni che io ho fatto da marzo, aprile fino a dicembre, di tutta la situazione sui trasporti, di tutto quello che abbiamo fatto. Sono sempre stata pizzicata sulla questione dei trasporti, e per me essere pizzicata non è un problema, perché è uno stimolo. Dire che la Regione Veneto non ha fatto niente e che in questi mesi, se i ragazzi ritorneranno a scuola, e grazie ai prefetti, che io ringrazio per il lavoro che hanno fatto nell'ultimo mese,
però la Regione Veneto non ha fatto niente, sinceramente non lo accetto, perché comunque la problematica di ciò che abbiamo visto succedere a settembre è successo in tutta Italia, non è successo in Veneto. Quindi l'onestà intellettuale nell'analizzare questa situazione potrebbe anche farsi chiedere: ma perché tutte le regioni si sono trovate in determinate situazioni e si sono trovate in difficoltà? Forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato, e sapete benissimo che noi siamo partiti, al di là della difficoltà nel reperimento delle risorse per andare incontro alle aziende per i mancati ricavi. L'anno scorso in estate io credo ho fatto, le volte che sono venuta qua, sono venuta poche volte, ma qualsiasi intervista io ho fatto sui trasporti ho sempre detto: la mia preoccupazione è l'apertura delle scuole, perché se non avremo delle indicazioni chiare e le risorse necessarie succederà un disastro, il sistema imploderà. Io mi sono trovata tutta l'estate che con gli incontri tecnici che facevo con il Ministero mi dicevano: il Ministro non si prende la responsabilità di aumentare la capienza dei mezzi, e lo posso capire, perché quest'estate prima del 1° di agosto eravamo al 60% da DPCM della capienza dei mezzi, ve lo ricordo per opportunità vostra. E dall'altra parte io continuavo a dire: va bene, allora abbiamo bisogno di risorse per aumentare i servizi aggiuntivi, perché comunque quel 40% che mancava avremmo dovuto avere le risorse. Sicuramente nessuna regione aveva la possibilità di farvi fronte, anche perché nelle riunioni che io facevo con i sindacati, perché facevo le riunioni con le aziende di trasporto, con i sindacati, con le associazioni di categoria, con tutte costantemente, i sindacati erano quelli che sostanzialmente sedevano al tavolo con il Ministro e discutevano il problema dei trasporti. Non c'erano le regioni, perché le regioni entrano nel tavolo nazionale a parlare di trasporti il mese di novembre. Prima gli interlocutori del Ministro erano i sindacati e le associazioni di categoria delle aziende di trasporto, quindi noi non eravamo neanche un interlocutore, a noi mancava l'interlocutore al Ministero. Vi ricordo l'ordinanza di Speranza del 1° di agosto che ripristina il distanziamento di 1 metro sui mezzi, quindi voleva dire, tradotto, 20% di capienza dei mezzi. Il 30 di agosto vengono convocati i presidenti di tutte le regioni e viene detto sostanzialmente che il CTS, ribadisco il CTS, aveva previsto la capienza dei mezzi all'80%, non i presidenti di regione, il CTS, e dall'altra parte il Ministro aveva detto che 400 milioni delle risorse stanziate nel decreto di agosto per i mancati ricavi sarebbero stati destinati ai servizi aggiuntivi. Bene, le aziende hanno avuto 15 giorni di tempo per organizzarsi, perché fino a quel momento non avevano indicazioni, hanno fatto quello che hanno potuto facendo dei miracoli, e vi ricordo che gli unici soldi che le aziende di trasporto in settembre hanno visto per pagare i servizi aggiuntivi sono stati gli 8 milioni che ha stanziato la Regione del Veneto, perché i 300 milioni stanziati dal governo sono arrivati qualche giorno fa. Quindi se le aziende di trasporto avessero dovuto aspettare i soldi del governo, erano ancora lì in attesa di servizi aggiuntivi, a settembre non ne avremmo visto neanche uno. Agli primi di novembre io ho convocato tutte le aziende di trasporto e ho detto alle aziende di trasporto: lasciate perdere la necessità delle risorse, non cominciate a dirmi servono le risorse, chi mette le risorse. Iniziamo a lavorare su un piano trasporti per la riapertura che aiuti sostanzialmente a individuare ciò che serve. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con l'ufficio scolastico regionale, con la dottoressa Palumbo, incrociando i dati che avevano le aziende di trasporto e quelli che aveva la scuola. Li abbiamo incrociati, se volete io sono disponibile a darvi tutte le tabelle su cui le aziende di trasporto hanno lavorato, perché abbiamo fatto un tavolo coordinato dalla regione. Le ho appena inoltrate, Assessore, mentre parli le ho già inoltrate. Ah, perfetto. Quindi abbiamo, ma ne ho anche altre, cioè nel senso vi metto a disposizione tutto il materiale, giusto per provare il fatto che nel mese di novembre noi stavamo lavorando veramente seriamente sul piano per la ripartenza con l'ufficio scolastico regionale e con le aziende di trasporto. Siamo arrivati ai primi di dicembre con il piano che è sostanzialmente questo, che se vi ricordate io vi avevo detto che noi addirittura abbiamo lavorato su 3 scenari, perché non avendo nessuna indicazione dal governo non volevamo farci prendere in contropiede, quindi abbiamo lavorato sul 50, sull'80 e sul 100% in presenza. Ovviamente le aziende mi avevano detto: scusate, ma rischiamo di fare un lavoro per nulla se poi
non si ritorna a scuola, o comunque facciamo 3 scenari ma poi ne verrà scelto uno solo. Io ho detto lo facciamo come esercizio scolastico, perché comunque non avevamo nessuna possibilità di poter attendere le indicazioni. Siamo arrivati ai primi di dicembre con questo documento, dove avevamo attivato anche un questionario in accordo con l'ufficio scolastico regionale, che abbiamo fatto tramite il registro elettronico per tutti gli studenti delle superiori, perché avevamo bisogno di affinare il dato che era contenuto nel piano, e per poter dare la possibilità alle aziende di trasporto di poter fare una verifica trasversale se effettivamente le previsioni, perché stiamo parlando di previsioni, erano corrette oppure no. Sono stati mandati sostanzialmente questi questionario in corso, è uscito il DPCM, passa la competenza al prefetto. Io, come coordinamento del tavolo regionale, ho raccolto i risultati sostanzialmente del questionario, li ho consegnati alle aziende di trasporto, ho consegnato il piano ai prefetti, e poi i prefetti sostanzialmente hanno fatto gli incontri per la verifica dei dati. Tenete presente che vi do 2 dati: il questionario che è stato inviato tramite l'ufficio scolastico regionale su 213.000 studenti, hanno sostanzialmente risposto in 134.660, e che è il 63% degli studenti delle scuole superiori, e il 70% ha dichiarato di essere un utente del TPL. E questo va a confermare quelle che erano le previsioni che avevano già le aziende e la scuola, dove avevano previsto che in tempo pre-Covid sostanzialmente gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale sono il 72%. A fine sostanzialmente dicembre i prefetti hanno chiuso i verbali per ogni singola provincia. Sostanzialmente ne è emerso, innanzitutto hanno chiuso i verbali lavorando sullo scenario del 75% in presenza, perché sapete che il DPCM aveva previsto il 75%, poi c'è stata l'ordinanza di Speranza che ha previsto il 50% almeno per la prima settimana, però i verbali sono stati chiusi al 75%, perché per noi l'obiettivo era 75%, e ne è emerso sostanzialmente che a livello veneto, rispetto agli 840 autobus che erano emersi dal piano, ci sono circa un centinaio di autobus in meno, quindi hanno chiuso a 740 più o meno. Perché? Perché un 50 autobus sostanzialmente corrispondono a quel 5%, perché noi avevamo fatto lo scenario dell'80 e hanno adeguato al 75, quindi 50 autobus li hanno tolti, e 50 autobus sostanzialmente sono il risultato dell'affinamento dello studio del dato dovuto al questionario che la Regione insieme all'ufficio scolastico regionale ha fatto e poi consegnato alle aziende di trasporto. Sono state anche confermate le necessità di assunzione, perché le aziende di trasporto per tutti i mesi estivi e soprattutto a settembre hanno sempre sollevato la problematica dei controlli che non venivano fatti. Noi abbiamo messo nel piano anche l'assunzione di 200 persone per sostanzialmente verifiche anti-assembramento a terra nelle stazioni piuttosto che nelle fermate più frequentate. Quindi di fatto io, come coordinamento del tavolo, mi sono sfilata ufficialmente nel momento in cui la palla è passata ai prefetti. Con il prefetto Zappalorto mi sono sentita sostanzialmente costantemente, e il prefetto Zappalorto era il coordinatore anche di tutti i prefetti, e quindi quando c'erano delle difficoltà assolutamente c'è stata un confronto costante, una collaborazione ovviamente costante. Ai prefetti noi abbiamo dato tutto quello che avevamo dagli rilievi dell'ufficio scolastico regionale, il nostro piano e i 3 scenari, suddivisi anche, vi dico, bacino per bacino, azienda per azienda, tra extraurbano ed urbano. Cioè il lavoro che è stato fatto veramente molto preciso e molto pignolo, e noi tutti questi dati con i risultati e le rielaborazioni li abbiamo dati ai prefetti. Di fatto i verbali che sono usciti dai tavoli che hanno fatto i verbali, che hanno fatto i prefetti,
confermano il piano che aveva fatto non tanto la Regione, ma che aveva coordinato la Regione con le aziende di trasporto, perché comunque gli interlocutori di fatto sono sempre quelli e quindi è stato fatto un'attività di coordinamento. Però sapere tutto il lavoro che è stato fatto dalle aziende di trasporto, dall'ufficio scolastico regionale, dagli enti di governo, dalla Regione, sia parte trasporti che parte istruzione, con la collega Donazzana, soprattutto anche con l'importante contributo della dottoressa Palumbo, sentirmi dire no, grazie, la Regione fino a dicembre non c'è mai stata, quando tenete presente che io costantemente facevo le riunioni con i sindacati, perché ogni tot facevo le riunioni per aggiornarli, ogni volta che c'era una novità li aggiornavo. E quando la palla è passata ai prefetti, perché è giusto che si sappia, in un incontro che io ho avuto qui a Marghera, in una videoconferenza con i prefetti, che poi ero venuta qua in videoconferenza con voi, sostanzialmente con i prefetti abbiamo concordato che con le parti sociali l'incontro per quanto riguarda i trasporti l'avrei fatto io. Io a distanza di 2 giorni ho convocato urgentemente le parti sociali, che se non sbaglio era il 9 di dicembre, comunque eravamo a cavallo dell'8 di dicembre, e alle parti sociali ho sostanzialmente spiegato il risultato, quali erano i numeri del risultato del piano. La CGIL ha sostanzialmente lamentato in quel momento che avrebbe voluto partecipare alle riunioni insieme alle aziende di trasporto e all'ufficio scolastico regionale per la costruzione del piano. Cioè non è che potevamo fare dei tavoli dove tutti venivano a dire la loro, l'importante è arrivare al risultato, l'importante era arrivare a mettere in campo un sistema di trasporti che con il 50% della capienza riportasse i ragazzi a scuola, e il piano sulla carta, sia il piano coordinato dalla Regione e confermato poi dai prefetti, c'è. Poi abbiamo sempre detto nel corso delle riunioni che si sono tenute nel mese di novembre, ovvio che tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica. Noi il lavoro lo facciamo, però dobbiamo essere pronti nel momento in cui le condizioni lo permetteranno e i ragazzi potranno tornare a scuola, che i trasporti non siano un problema. Non permettiamo che qualcuno dica i ragazzi non tornano a scuola per i trasporti. E così è stato, perché ci sono le risorse, perché il governo comunque ha stanziato le risorse per la copertura dei piani, c'è la possibilità di assumere il personale, ci sono i mezzi, cioè è stato fatto tutto quello che si poteva fare per farli tornare a scuola. Quindi il 1° di febbraio, se si tornerà a scuola, il piano dei trasporti c'è. Dopo vi dico anche un'ultima cosa, il ministro, e secondo me correttamente, poi può essere discutibile, però secondo me era una presa di posizione corretta, aveva anche detto che da oggi si sarebbero messi in campo comunque il 75%, cioè lo scenario del 75% di autobus, sostanzialmente per il 75% in presenza, cioè non si sarebbero dovuti adeguare i numeri di mezzi al fatto che sarebbero andati a scuola il 50% e non il 75%, perché comunque i piani vanno testati. Sapete che in Veneto abbiamo fatto la scelta di non fare la doppia entrata 8-10, perché comunque avrebbe voluto dire far tornare a casa i ragazzi il pomeriggio alle 5, alle 4, senza possibilità di dare la mensa, ci sarebbero state problematiche non indifferenti. Quindi ha detto tenete a tutte le regioni il piano al 75% della didattica in presenza, almeno per una settimana, perché il piano comunque va testato. Cioè immaginatevi in tutto il Veneto 750, 740, 730 autobus in più tutti i giorni sulle strade. Non stiamo parlando di una cosa tanto leggera, e sicuramente anche l'impatto con i flussi di traffico deve essere verificato. Però tutto mi dicano, ma no, che la Regione non ha fatto niente, perché io, se volete, vi mando tutto quello, verbali delle riunioni, tutto quello che abbiamo fatto. È tutto documentabile. Grazie Assessore. Domande Pederiva e Malavasi e poi chiudiamo. Grazie, vista l'ora sarò veloce. Assessore, buongiorno. Al netto delle polemiche, possiamo tenere buono come piano quello appunto che ipotizza lo scenario al 50%? Cioè queste quantificazioni che ci sono state consegnate in tabella adesso sono valide? Allora, queste sostanzialmente sono al 50%, cioè queste sono quelle al 50%, sì, con la didattica in presenza al 50%. Sì. Tenete presente che i prefetti non hanno
tenuto in considerazione il 50% in presenza. I verbali sono stati chiusi solo al 75% in presenza, perché i trasporti vengono messi in campo al 75%. Poi è indifferente quanto i ragazzi rimangano al 50% come presenza, ma i trasporti, diciamo, saranno più... Allora consideriamo le tabelle 75%? Considerate, queste sono all'80%. Tenete presente che questo è il piano nostro ed è all'80%. Togliete un centinaio di autobus, perché ve lo dico, al 75%, e con gli esiti del questionario sono stati tolti circa un centinaio di autobus. Poi io questo non l'ho più aggiornato, perché avendo passato la palla ai prefetti non siamo più andati avanti nell'aggiornarlo. È ovvio che se si dovesse adeguare il trasporto alla presenza dei ragazzi a scuola del 50, i numeri sono quelli che trovate, i numeri degli autobus necessari sono questi, ma quelli che verrebbero messi in campo sono quelli a 75. Ok, seconda e ultima. Scusa, giusto per chiarire, indipendentemente da quanti vanno a scuola, il piano trasporti va al 75. 75 di didattica in presenza. Quindi noi troviamo un 80% a cui dovremmo togliere sono qualcosina. circa 100 autobus. Togliete 100, 50 sono il 5% e 50 autobus è l'affinamento a seguito del questionario. Ok. Al netto del fatto che la Regione, come sappiamo, ha disposto la chiusura delle scuole superiori fino al 31 di gennaio, ci segnala un lettore alla redazione web, Vincenzo Scibinico, non so se pronuncio correttamente il cognome, che ci sono comunque degli studenti che continuano in questo momento a frequentare, sono gli studenti dei convitti che devono fare lezioni in presenza. Vi risulta questo? Ecco. L'ordinanza del Presidente dice che dove ci sono laboratori o comunque situazioni di disabilità sono continuano. in presenza. Il lettore chiede se dal punto di vista dei trasporti ci sono rischi di contagi, cioè se nella situazione attuale per questi particolari studenti il piano coordinato dalla Regione prevede qualcosa. Tenete presente che la capienza sui mezzi di trasporto è ridotta al 50%. Addirittura al 50% sui mezzi TPL tra posti in piedi e posti seduti. Addirittura quando verrà riaperta la scuola sui mezzi privati è il 50% dei posti seduti, perché sui mezzi privati non è contemplato il posto in piedi. Quindi di fatto, posto che abbiamo tutti capito che l'80% non poteva non essere considerato assembramento, ok? Però tenete presente che è il 50% della capienza. In treno viene data sostanzialmente la priorità, vi faccio l'esempio del treno, ai posti seduti, perché comunque uno si siede e poi lì sta fermo, non si muove, piuttosto che ai posti in piedi. Quindi si raggiunge il 50% della capienza dando priorità all'occupazione dei posti seduti. Quindi io, guardate, sui mezzi di trasporto preoccupazioni non ne avrei. Ci sono dei disagi perché in questo frangente ovviamente il DPCM impone ai presidenti di regione di prevedere che l'offerta di servizio sia adeguata alla domanda, ed in questo momento, essendo la domanda ovviamente a causa della didattica a distanza molto limitata, ci sono dei servizi che sono stati tolti, delle corse che sono state tolte, non nei treni, non per i treni, perché per i treni le abbiamo praticamente tenute tutte, però per la gomma e qualcosa secondo me anche per l'acqua. Però man mano che ci arrivano le segnalazioni e le problematiche noi inoltriamo all'ente di governo, perché sapete che la programmazione per la gomma e per l'acqua spetta all'ente di governo. Segnaliamo all'ente di governo e gli chiediamo di fare un'analisi della richiesta per vedere come poter dare risposta. Malavasi, chiudiamo. Un dettaglio, una margine. Dettaglio, il sistema, a proposito dei treni, il sistema ferroviario, dal 1 febbraio, auspicando che possa riprendere la presenza a scuola nei termini che si diceva, insomma, ci sarà una variazione, una crescita dell'offerta del servizio ferroviario regionale o come cambierà? Allora, guardate, sulla l'offerta del servizio ferroviario grandi cose non le possiamo fare, perché bene o male tutti i treni che possiamo mettere in campo in Veneto li abbiamo messi in campo, non ci sono molte tracce libere da poter implementare.
però Trenitalia ha fatto un'analisi e sostanzialmente ha rilevato la criticità di alcune corse, ma le trovate dentro il piano, dove sostanzialmente sostituiscono il materiale rotabile con materiale più capiente per riuscire a far fronte alla domanda. Però bene o male vi dico, cioè, in tutta serenità, il primo mese di scuola, settembre-ottobre, bene o male le problematiche le abbiamo avute sugli autobus e vabbè, i traghetti è altra cosa, però sugli autobus. Sui treni non abbiamo avuto grandi segnalazioni di problematiche, quindi vuol dire che il sistema ferroviario riesce a tenere, anche perché partite dal presupposto che i treni bene o male vengono utilizzati spesso e volentieri da lavoratori, da universitari per gli spostamenti da una provincia all'altra, e poi ci sono delle corse a livello territoriali che sono limitate, dove vengono utilizzati dagli studenti, ed è lì che Trenitalia interviene, ma sono poche corse, sono 4 o 5 corse sostanzialmente dove viene utilizzato diciamo che spostano il materiale rotabile meno capiente in linee dove si riesce tranquillamente a farvi fronte, e lo sostituiscono, lo invertono, lo potenziano. Ecco, comunque Trenitalia da questo punto di vista ci ha tranquillizzato. A margine, sto pensando al sistema di trasporti lagunare, che probabilmente, insomma, i vaporetti, che è quello più penalizzato da quello che sta succedendo. La Regione, l'assessorato ai trasporti, pensa di poter in qualche modo intervenire anche in termini di risorse economiche per garantire una continuità di servizio che adesso è fruito dai soli residenti, quindi con ricavi ovviamente Allora, inferiori? sicuramente per quanto riguarda i vaporetti a Venezia bisognerà rimodulare il servizio, non dico a seconda della domanda, perché bisogna tener conto che ci sono le isole, c'è la necessità di mobilità, però sicuramente non si può pensare di tenere in piedi un sistema dove hai un vaporetto ogni minuto quando non hai più tutto il turismo che avevi prima, quindi una rimodulazione sicuramente la faranno. La Regione del Veneto è intervenuta con 8 milioni di euro a settembre per i servizi aggiuntivi, e abbiamo dato una mano per i servizi aggiuntivi. Per i mancati ricavi il governo ha dato ampia disponibilità di far fronte ai mancati ricavi, e già 90 milioni di euro sono stati stanziati, buona parte erogati. Tenete presente che il buco, diciamo, dei mancati ricavi nel 2020 in Veneto si attesterà intorno ai 150 milioni di euro più o meno, quindi considerando che nel 2021 il governo stanzierà ulteriori risorse, perché per tutte le regioni parlavamo di un buco di 2 miliardi, vuoto per pieno all'inizio, quando ancora il Ministero ci dicevano no, con 500 milioni ne avete a sufficienza. Noi abbiamo sempre detto, guardate, vuoto per pieno, facendo i calcoli regione per regione abbiamo detto sono 2 miliardi il buco, e infatti il buco si sta rivelando di 2 miliardi. Però ci sono state rassicurazioni, da questo punto di vista non mi preoccuperei, perché il governo sta stanziando i soldi e li sta sostanzialmente erogando in base ai mancati ricavi rispetto all'anno precedente. Quindi è ovvio che chi soffre di maggiori mancati ricavi è ACTV in questo caso soprattutto, ma tutte le aziende che lavoravano con il turismo. Quindi da questo punto di vista vi dico... Quindi percentualmente prendono dei ristori, diciamo, Sì. maggiori? Ma li copriranno, comunque i mancati ricavi verranno coperti per tutte le aziende. Da questo punto di vista non mi In preoccuperei. quella proporzione che diceva, cioè 150 milioni di mancati ricavi, 90 di ristori, quindi poco più della metà di ristori sui mancati ricavi? Sì, cioè poco più della metà, insomma ne sono già arrivati 90, considerando che sono 6-7 mesi, dopo 6-7 mesi ne abbiamo già coperti 90, ne mancano una 60 di milioni che verranno, il governo dice li stanzierà, parlo adesso in questo momento del Veneto, li stanzierà nel 2021, ma non mi preoccuperei più di tanto. Insomma, quello che finora hanno detto hanno mantenuto, forse all'inizio hanno fatto fatica a capirlo e contrastavano le problematiche, però una volta che l'hanno compreso adesso vedo che stanno stanziando le risorse, insomma ne è una prova anche i 300 milioni per i servizi aggiuntivi. Grazie. Tosato e poi chiudiamo. Sì, solo una battuta che riguarda il suo ruolo di vicepresidente. Cioè, lei adesso ha questa incombenza, una fase particolare di emergenza in cui il presidente Zaia è
assorbito prevalentemente dalle questioni sanitarie. Vorrei chiederle, ha avuto una delega particolare all'interno della Giunta? Come sta vivendo questa esperienza di vice? Oltre al suo mandato specifico. Guardi, guarda, Filippo, considerando che le deleghe di fatto che avevo prima sono anche quelle che ho oggi, non mi sono state cambiate, quindi io continuo serenamente con il mio lavoro e portando avanti i progetti che avevo prima. Adesso ho anche ovviamente l'avvocatura, gli affari legislativi, però è un organo indipendente, quindi non è cambiato tanto per come vivo io l'incarico di assessore di fatto e il lavoro quotidiano. Sicuramente in questa fase è un po' tutto, diciamo, addormentato nelle necessità, perché sono videoconferenze continue che tutti facciamo, ma tutti i colleghi assessori siamo tuffati nell'emergenza Covid. Ne riparleremo quando si ritornerà ad una vita normale, serena e la nostra quotidianità. Grazie, a domani.